Compleanno amaro per Giancarlo Galan, che compie 58 anni da detenuto nel centro clinico del carcere milanese di Opera, dove si trova dallo scorso 22 luglio. Travolto dall'inchiesta sul Mose, l'ex governatore del Veneto attende le decisioni della Cassazione. Qui è ricorsa la sua difesa, che tuona contro lo strumento della carcerazione preventiva. L'istituto della carcerazione preventiva è una sorta di aberrazione. Io la ritengo necessaria solo per gravi reati di sangue o per gravi reati di mafia. Giancarlo Galan sta male, il diabete a livelli pericolosi, ha problemi cardiaci e cammina con fatica a causa dei postumi della frattura alla gamba ingessata e complicata da un embolo. Non costituisce alcun pericolo per la società, aggiunge il suo difensore. Non c'è nessun pericolo di reiterazione del reato, non si vede perché, stando a casa piuttosto che in carcere e in attesa che un giudizio venga espresso da un tribunale della Repubblica, l'onorevole Galan debba rimanere in carcere. È una vera forma di tortura. Dal punto di vista processuale la situazione è ferma. Galan aspetta che la Corte di Cassazione fissi la data per la discussione della richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali. Intanto in carcere per lui un triste compleanno. Festeggerà con la moglie che andrà a trovarlo oggi, anche se ovviamente è un compleanno che non penso ricorderà con particolare gioia.